è venuto il Ministro Boccia, grazie di essere qui. Il Ministro Boccia, e un saluto a tutti voi ovviamente, il Ministro Boccia abbiamo lavorato bene, mancano ancora i risultati, però insomma di lavoro ce n'è. E io direi che oggi, e mi complimento con il Presidente del Consiglio per aver organizzato tutto, il Dottor Valente per aver coordinato, per noi non è solo il dire buon anniversario, sono 50 anni, non lo diceva il professor Bertolissi prima, no? 50 anni. Io ero nato da 2 anni quando si sono messi in testa di fare le regioni. Non è neanche a Marcord, perché non vorrei che qualcuno poi sta roba la rubricasse come diceva, vabbè, questi qua hanno parlato, sono i nostalgici, questa bandiera, Ministro, ha più di 1000 anni di storia, dice pace a te Marco mio evangelista. Noi siamo pacifisti, ma alla grande. Ed è l'unica bandiera al mondo, peraltro, lo ricordava il professore, che noi abbiamo avuto una vita più lunga dell'impero romano, è l'unica bandiera al mondo che riporta la parola pace al suo interno. Questi sono i Veneti. Non è a Marcord, ma è quanto mai attuale parlare di regioni. E noi abbiamo passato dei mesi, degli anni non facili, perché noi abbiamo ereditato la stagione di Batman, vorrei ricordarvi, no? Delle spese folli, dei rimborsi. Questa regione ne è uscita non pulita, di più da tutta questa vicenda. Maggioranza, opposizione, cioè il Consiglio regionale ha avuto la certificazione di quello che è stata la correttezza amministrativa, questo è bene ricordarlo. Qualcuno mi dice, ma ancora ha senso? Non sono veneti quelli che chiedono questo, non ha ancora senso parlare di regioni? Io penso proprio di sì. È una realtà fondamentale, è una realtà sancita e riconosciuta dalla Costituzione, è una realtà che ha dimostrato peraltro in un momento non facile, ne hanno parlato un po' tutti questa mattina, che è quello del Covid, del coronavirus, ha dimostrato che molte delle amministrazioni regionali hanno sdoganato la loro esistenza, cioè il fatto che comunque diminuire le catene decisionali, dare competenza ai territori, ha dimostrato fino in fondo che l'efficacia poi si traduce nel dare risposte ai bisogni dei cittadini. Trovo da fuori di testa pensare che si possa, qualcuno dice bisognerà togliere la sanità alle regioni. Dirlo in Veneto è come andare a bestemmiare in chiesa, dirlo in Veneto è come dire non riconoscere tutto quello che si è fatto. Noi esattamente quasi 1000 giorni fa, il 22 ottobre 2017, abbiamo celebrato il nostro referendum, che è stato un referendum oggettivamente non della tessera di partito, non della casacca politica, perché non esiste un partito che ha più di 2 milioni di militanti in questa regione. È stata una chiamata di popolo dove tutti noi abbiamo lasciato da parte le nostre idee politiche e siamo andati a sottoscrivere un nuovo patto, no? Come cittadini, un patto sociale, che è quello di dire che vogliamo più autonomia, che è quello di essere in linea con la Costituzione. Guarda Ministro, tu conosci benissimo le mie idee, io penso che l'autonomia sia un'opportunità, che non lo sia solo per il Veneto, lo sia per tutto il Paese, perché è una visione di modernità, un'uscita da quello che è il Medioevo. Sono appena tornato dalla tua regione, da una visita col collega Emiliano, e anche lì vedi che c'è il fermento di poter fare e poter decidere, poter essere molto più competitivi, si respira. Del resto era, professore, dopo tu correggi se sbaglio le date, era Sturzo nel 49, e quindi 49, un anno dopo la presentazione e la votazione della Costituzione, nel 49 diceva sono unitario ma federalista impenitente. Questo diceva Don Sturzo, che non era di Treviso, era siciliano, e la Sicilia aveva uno statuto precostituzionale. E io penso che sia fondamentale utilizzare, e questo l'invito che faccio al Ministro Boccia nel gradire la sua visita, sia fondamentale utilizzare questa regione come la di voragine nel suo bilancio. È una forma mentis, no? Un fatto culturale. Abbiamo dimostrato con il coronavirus, non è il merito mio, è il merito di una squadra che ha lavorato, ma anche di una volontà di portare avanti una sfida tutti assieme. Questa è una sfida di popolo. E l'autonomia, guarda, Einaudi quando presentò la Costituzione diceva ad ognuno dovremo dare l'autonomia che si spetta, però tutti citano questa frase, io dico, ne diceva anche un'altra Einaudi, il risorgimento sarà finito quando tutti avranno la loro autonomia. Non è che noi siamo guerrafondai, però questo per noi è un nuovo risorgimento, no? Pacifico, gandhiano,
ma la volontà di portare a casa queste risposte. Penso che ne guadagnino tutte le forze politiche, perché oggi star qui a parlare di 50 anni non ha senso se non parliamo di quello che è il futuro. E il futuro per noi è un senso di responsabilità. Ne abbiamo parlato molte volte, io ho la percezione che qualche tuo collega, che qualche ufficio romano, ma che molti burocrati a Roma percepiscano l'istanza dell'autonomia, presentata a chi che sia, da nord a sud, come una sottrazione di potere. Forse è vero questo, forse è la vera base del ragionamento. Invece l'autonomia è una vera assunzione di responsabilità. I veneti chiedono l'autonomia non perché vogliono più potere, ma la chiedono perché vogliono e pensano di essere più responsabilizzati. L'abbiamo dimostrato nel coronavirus, lo abbiamo dimostrato su molti fronti, sull'atteggiamento che comunque abbiamo. Quindi questi 50 anni sono sicuramente l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in questa regione, per questa regione, e saluto i tanti amministratori, ex amministratori, attuali amministratori ed ex amministratori regionali presenti, ma anche l'occasione per guardare un po' più in là, no? Per guardare al futuro. Io spero, Ministro, che questa partita la possiamo chiudere assieme. Chiuderla assieme vuol dire che, Covid permettendo, ma noi diciamo qui che solo i pessimisti non fanno fortuna, per cui Covid permettendo si possa veramente arrivare alla firma dell'accordo, nel rispetto della Costituzione, nel rispetto di quello che poi sono i ruoli istituzionali, penso al Parlamento, no? Qualcuno dice ma i veneti non vogliono che il Parlamento si occupi di queste partite. No, abbiamo questo problema, il Parlamento si occupi di queste partite, il problema è che poi alla fine il contratto lo dobbiamo firmare noi, e quindi se il notaio ci presenta un contratto che non c'entra niente con l'appartamento che volevamo comprare, ma ci dice che dobbiamo prenderci un ricovero attrezzi, diciamo no, grazie. Però penso che ci siano i presupposti per lavorare. Ringrazio, e perdonatemi se lo faccio, ma penso sia doveroso ringraziare la nostra delegazione trattante, no? I padri della Costituente li definirei quasi, no? Capitanati dal professor Bertolissi, che hanno comunque prodotto un grande lavoro. Guardate, già il lavoro prodotto dalla delegazione trattante, da tutti coloro che hanno lavorato, meriterebbe una pubblicazione, perché comunque avete già un'idea di che cosa potrebbe essere l'autonomia per noi. Dopodiché chiudo, ricordo magari a quei pochi scettici che ancora ci sono, che l'autonomia comunque, prevedendo delle responsabilità, prevede anche dei tagliandi, quindi noi siamo assolutamente disponibili e crediamo che l'autonomia, siccome vale per tutti, tutti debbano poi andare agli esami, agli appelli, presentarsi e dimostrare di aver lavorato bene, perché poi se c'è qualcuno che non ha lavorato bene è giusto che l'autonomia gli venga sottratta oppure gli venga ridotta. Allora, se dovessimo chiudere con una sintesi, direi più Stato dove ci vuole più Stato, meno Stato dove ci vuole meno Stato. Grazie. E adesso, ultimo, per appunto il grado che ricopre adesso, e lo ringrazio veramente per la sensibilità di essere qui oggi, il Ministro Francesco Boccia. Solo un ricordo, il pluricitato Livio Paladin, dopo aver insegnato molto a Padova, dopo aver fatto il Presidente della Corte Costituzionale, fu per 3 volte Ministro degli Affari Regionali, quindi ha sicuramente un gravoso compito in questo momento da esercitare. Prego, Ministro. Grazie Presidente, grazie a lei per l'invito, grazie a voi per la presenza, grazie a Luca Zaia per il lavoro non semplice, complesso, intenso che abbiamo fatto dal giorno dell'insediamento del governo fino ad oggi, un lavoro continuo e fatto di rispetto reciproco, di leale collaborazione, e anche fatto senza sconti, come è giusto che sia, tra pezzi dello Stato che si assumono quotidianamente le responsabilità delle decisioni. E io ho accettato l'invito del Presidente del Consiglio regionale perché ho ritenuto fosse un dovere del governo e dei rappresentanti dello Stato centrale essere qui oggi. Io penso che il solco tracciato dal Presidente della Repubblica Mattarella, che ci ricorda sempre, ogni volta in cui è necessario, che l'unità è rafforzata dall'autonomia
e che l'autonomia, quando è attuazione del principio di sussidiarietà, rafforza l'unità nazionale, io penso che sia il solco che consente a tutte le regioni di tenersi per mano. E questo leone non è dei veneti, è di tutti gli italiani. So che i veneti ce l'hanno nel cuore, ma io da pugliese, quando vengo qui a Venezia, mi ritrovo e mi sento rappresentato da questo leone. Così quando Luca Zaia viene in Puglia è assolutamente rappresentato dalla storia della Puglia. Io sono un autonomista convinto e non lo sono diventato dal giorno in cui ho giurato sulla nostra Carta Costituzionale. Lo sono da quando credo che la Costituzione, penso da quando ho avuto i primi rudimenti della conoscenza della nostra vita civica, da quando ho iniziato a comprenderne i profili della nostra Costituzione. Costituzione che ha accompagnato l'evoluzione delle regioni. I primi 20 anni sono quelli che Bottin magistralmente ci ha ricordato, che hanno caratterizzato la sua generazione, la sua esperienza politica. E sono stati gli anni in cui questo Paese, con un po' di ritardo, ha dato seguito a quello che diceva Don Sturzo, così come ci ricordava il Presidente Zaia, quello che dicevano tutti. Dentro gli atti della Costituente ci sono parole straordinarie di Terracini, ma dei principali padri costituenti. Quei 20 anni furono i 20 anni delle fondamenta, ma le regioni non potevano non cambiare grazie all'apprendimento istituzionale che fu figlio della trasformazione anche europea, che ha caratterizzato una visione diversa. Quando io ero un giovanissimo studente si diceva: per ogni ecu, unità di conto di allora, avrete una lira. E le regioni, gli enti locali scoprirono che l'Europa delle regioni, l'Europa dei territori, l'Europa della convergenza economica, della coesione sociale, dell'integrazione territoriale e culturale avrebbe cambiato per sempre le relazioni istituzionali. 1989-93, il primo quadro comunitario di sostegno. L'Italia ne è protagonista negli anni 80, ma quel treno lo prende male di corsa, perché poi sono gli anni di Tangentopoli, della trasformazione da una repubblica all'altra, quella che abbiamo definito passaggio tra la prima e la seconda repubblica, ma le regioni sono rimaste lì. In quegli anni a cui ha fatto riferimento Bottin seguono gli anni del passaggio, che porta al dibattito del 2001 e agli ultimi 20 anni. Dobbiamo chiederci se siamo stati all'altezza di questi 20 anni. Forse no. Forse le classi dirigenti si portano dietro una responsabilità che è quella legata all'attuazione piena della Costituzione, che ci richiama e ci ricorda il Presidente Mattarella. Allora, io sono qui per dirvi intanto grazie per come avete ricordato questi 50 anni, la penso anch'io come Luca Zaia, è bene parlare dei prossimi 50. Però Luca, se abbiamo radici solide e profonde nel nostro Paese, se le tradizioni delle singole regioni ci consentono di dire le cose che ci stiamo dicendo qui oggi, è perché gli italiani hanno vissuto fino in fondo questa evoluzione e ad un certo punto questa evoluzione ha diviso le strade, e le strade sono state divise perché la coesione sociale non era abbastanza, perché la convergenza economica non era all'altezza delle aspettative, e perché anche le forze politiche, anziché unire, hanno diviso, e dividendo hanno consentito quella ricostruzione macchettistica nella quale non ci siamo ritrovati né io né te, quella che portava alcuni a pensare che per una parte del nord l'autonomia fosse dateci soldi e facciamo noi, e non è mai stata questa, e per il sud fosse, siccome non siete in grado di amministrare e di gestire, ora arriva lo Stato e vi dice come si fa. E anche questa è una ricostruzione macchettistica. Alcune regioni sono simbolo del riscatto, del nord come del sud. Potrei citare, è troppo facile in questo momento parlare di Veneto e Puglia, ma sono lì, sono le storie che parlano.
e l'evoluzione, la trasformazione di questi territori e la crescita che c'è stata. Non sono venuto qui a raccontarvi una storia che potete insegnarmi, che il professor Bertolissi ci ricorda. Sono venuto qui per dirvi che non ci siamo mai fermati, neanche al tempo del Covid. Il 22 luglio la commissione della quale il professor Bertolissi fa parte, della quale fanno parte autorevoli docenti universitari e anche protagonisti della storia recente del regionalismo italiano, a partire da Roberto Maroni. Non ho avuto problemi nel chiedere a Roberto Maroni di far parte della commissione con la quale stiamo lavorando. Ho chiesto ai componenti della commissione, mentre noi siamo andati avanti, mentre le delegazioni trattanti hanno continuato a sentirsi anche nella drammatica condizione in cui siamo stati, ho chiesto semplicemente a tutti loro di dirci quanto l'impatto al tempo del Covid abbia influito sulle loro valutazioni sul funzionamento delle nostre regioni e dei nostri enti locali. E devo dire che sono arrivate molte sollecitazioni. E il 22 luglio la Commissione riprende a lavorare in gruppo e io sono convinto che a settembre toccherà al Parlamento esprimersi, perché è giusto, perché è necessario, perché non si può più perdere tempo. Ed è opportuno che le forze politiche si assumano la responsabilità. Guardate, questa non è una riforma di destra o di sinistra, non è della Lega o del Partito Democratico. Questa è l'attuazione della Costituzione. E chi la rinvia danneggia il Paese. È bene dire con chiarezza, e di questo prendo atto dal primo momento, da quando sono venuto a Venezia nel mio primo incontro con il Presidente Zaia, dopo aver giurato sulla Costituzione, davanti al Presidente della Repubblica. Noi abbiamo la necessità però di dividere in due parti il tema connesso ai livelli essenziali delle prestazioni, e il Covid ci ha ribadito che è necessario entrare dentro nel merito dei diritti universali, salute, scuola, fatemi aggiungere trasporto pubblico locale e assistenza. Sono i 4 pilastri che regolano il funzionamento della nostra Costituzione, è scolpito lì. E allora, siccome abbiamo bisogno che anche il Parlamento si esprima sui livelli essenziali delle prestazioni, mentre noi facciamo questo lavoro, in parallelo si parta con il decentramento amministrativo, altrimenti non ci sarà decreto semplificazione che tenga. Il Veneto sa meglio di un ufficio ministeriale cosa succede nell'ospedale di Belluno o nell'ospedale di Venezia. Non c'è funzionario del Ministero che possa dire ad un medico veneziano cosa fare. E ogni tanto quando qualcuno mi dice ah, ma la sanità ha un tempo, io avevo la stessa età di Zaia nel 1970, avevo 2 anni anch'io, qualche ricordo quando ne avevo 10, 15, 20, non me la ricordo la sanità italiana migliore della sanità di oggi. Sarà che non mi assiste la memoria, ma me li ricordo i problemi che avevamo negli anni 70 e 80, poi li abbiamo anche studiati. Lo dico perché autonomia e responsabilità sono 2 facce della stessa medaglia. Livelli essenziali delle prestazioni sono l'obiettivo che ci deve consentire di dare le stesse certezze sui diritti universali. Noi abbiamo retto nel Covid, permettetemi queste parole prima di chiudere, perché ci siamo tenuti per mano, perché la leale collaborazione ha funzionato, perché lo Stato ha fatto lo Stato, e lo ribadisco, senza lo Stato non avrebbe retto nessuno. Se le forze dell'ordine, che ringrazio, così come le forze armate, non avessero fatto 2 o 3 mestieri in uno, noi non avremmo retto. Se io non avessi messo sui voli della Guardia di Finanza in deroga a qualsiasi normativa, quando abbiamo fatto quei voli, se non avessimo utilizzato le deroghe dell'emergenza sanitaria, avremmo commesso 6-7 reati in una notte sola.
abbiamo fatto rientrare i medici dalla quiescenza, dalla pensione, sono finiti in corsia pensionati straordinari che si sono presentati in 3 giorni con un trolley e dentro ci hanno spiegato perché un medico, anche se sta fuori 21 o 42 giorni, che erano i tempi del volontariato, hanno bisogno di uno zainetto perché si mettono 3 tute sotto il camice e vivono con il camice addosso e le cambiano ogni giorno. È successo questo in Italia ed è successo grazie alle forze armate che ci hanno portato ventilatori polmonari e mascherine di notte, così come l'esercito ha trasportato bare. È successo questo in Italia. E se da essere il paese che era considerato dopo la Cina quasi un paese di untori, oggi siamo uno dei paesi più sicuri al mondo, è perché le regioni si sono messe sulle spalle il coordinamento delle reti territoriali sanitarie e lo Stato ha fatto lo Stato mettendo a disposizione tutti i muscoli che aveva. Se non avessimo sommato l'energia e le forze non ce l'avremmo fatta. Se l'Italia ha protetto salute e vita è perché ha funzionato il sistema di leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali. Oggi tocca a noi insieme, e abbiamo questa responsabilità dal 3 giugno, difendere i redditi, consentire alle imprese di fare tutto quello che si può fare nonostante il mondo sia bloccato, perché il mondo è bloccato, il mondo non è ancora aperto, lo abbiamo aperto ma in realtà non ci sono flussi, mentre noi siamo tornati a vivere gli Stati Uniti hanno chiuso. In questo momento l'America è in grande sofferenza. La settimana scorsa è stata la settimana più drammatica per il numero di contagiati nel mondo. Noi non abbiamo questa percezione perché abbiamo messo in sicurezza il nostro paese, ma il mondo non è sicuro e per questa ragione abbiamo la necessità di continuare con il rigore e con la prudenza. Apprezzo Zaia quando alza i toni, così come abbiamo fatto insieme la settimana scorsa. Il ministro Speranza ha bloccato i voli dal Bangladesh immediatamente dopo 24 ore e continueremo a farlo con tutti i paesi che non garantiscono certezza e sicurezza, ma mai gridando agli untori verso qualcuno. Non faremo agli altri quello che è stato fatto a noi, perché siamo l'Italia, siamo un grande paese, un paese di cui dobbiamo essere orgogliosi, e siamo l'Italia perché abbiamo queste storie, la somma di queste storie. E quello che io vi chiedo oggi è di far sì che questa mostra sia la mostra dell'orgoglio veneto italiano, perché io mi sento orgoglioso quando vengo qui e respiro l'aria che proviene dalle radici di una grande regione come la Regione Veneto. Farò di tutto per seguire pienamente il solco indicato dal Presidente della Repubblica. Mi auguro che le forze politiche mettano da parte la propaganda sull'autonomia, perché quando entra in campo la propaganda da un lato e dall'altro, gli obiettivi alla fine finiscono per diventare secondari. E i 900 e passa giorni che ricordava Bottin si allungano. È stato un impegno sin dal primo giorno, è un impegno del Presidente del Consiglio, è un impegno mio, è un impegno della maggioranza. Anche con l'aiuto e con il contributo delle regioni che avevano posto il tema e che il Presidente Gentiloni aveva raccolto, mi riferisco a Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, abbiamo fatto sì che quel tavolo, che era solo di 3 regioni, diventasse il tavolo di 20 regioni, o se volete di 19 regioni e 2 province autonome. E a quel tavolo si sono sedute anche le regioni a statuto speciale, perché l'autonomia non è un tema che riguarda solo le regioni a statuto ordinario. Sì, certo, lo è per ragioni costituzionali, ma gli effetti di quel completamento della riforma della Costituzione inevitabilmente cambia sulle infrastrutture, sulla programmazione dei servizi, sulla ridefinizione dei livelli essenziali delle prestazioni, anche la vita delle regioni a statuto speciale. Ne abbiamo discusso spesso con i presidenti delle speciali e noi dobbiamo andare lì, verso quella strada che indica il futuro, e il futuro sono i prossimi 50 anni di un mondo senza più confini, aperto da Oriente e Occidente,
senza fili spinati, con un capitalismo molto più veloce, con grandi opportunità e con grandi distorsioni. Il capitalismo digitale ci consegna un mondo che è completamente diverso da quello che nel 1970 ha visto la nascita delle regioni, e a maggior ragione c'è bisogno di responsabilizzare i territori. Più i territori saranno responsabilizzati, più forte sarà lo Stato. Io non considero il sindaco di Venezia o il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, dei corpi staccati dalla Repubblica. Io li considero un pezzo dello Stato e mi sento rappresentato pienamente da loro. E vorrei che questa percezione avvenisse per tutti quando il governo centrale si assume alcune responsabilità in Italia e in campo internazionale. Quando questo processo sarà completato anche sul piano culturale, da Aosta a Lampedusa, noi avremo realizzato quello che il Presidente Mattarella ci ricorda sempre, e cioè che l'autonomia rafforza l'unità nazionale. Buona mostra a tutti e ancora grazie.